La mia azienda nasce nel 1996, quando dopo essermi iscritto al collegio di geometri e aver esercitato la professione per alcuni anni, ho deciso di continuare l'attività iniziata da mio padre fin dal 1962 e che io tra l'altro ho sempre seguito fin da bambino con grande... L'organico della nostra azienda si compone dal sottoscritto che è il titolare, da un collaboratore familiare e da 5 dipendenti inquadrati come operai specializzati. E noi operiamo prevalentemente nella costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili quali residenziali, commerciali, artigianali, industriali, con qualche lavoretto anche di intervento di manutenzione su scuole e altri edifici pubblici. Questo progetto ci è stato presentato da Union Camera ancora qualche tempo fa a noi dirigenti di Confartigianato, che lo abbiamo supportato e appoggiato fin da subito. Non a caso le adesioni di partecipanti al corso, 9 su 10 sono nostri soci iscritti. Le mie aspettative hanno una visione molto ampia, infatti già fin dall'inizio uno degli obiettivi che mi sono posto era quello di mantenere costantemente aggiornate le nostre conoscenze e le nostre competenze professionali, sia quella mia che dei miei collaboratori. Il cliente è ha sempre conoscenze sempre più ampie, sia il cliente che i progettisti, quindi il dover confrontarsi con un operatore del settore che ha alle spalle una rete di altri imprenditori preparato e all'altezza delle sue aspettative è fondamentale. Infatti questa mia continua ricerca di formazione, di nuove conoscenze sta pagando proprio in questo periodo dove la crisi morde in maniera importante.